Sequestro di beni a Cosa Nostra di Canicattì effettuato dalla Guardia di Finanza di Agrigento per un valore di 6,3 milioni di euro. Ai domiciliari l'ex parroco della Basilica di San Calogero di Sciacca, Davide Mordino, accusato di aver abusato sessualmente di diversi minori in cambio di denaro. Restituita alla città di Agrigento la scuola elementare De Cosmi, intitolata al piccolo Francesco Tirone, deceduto nel 2003. Oggi l'inaugurazione. Incontro ad Agrigento tra il presidente Dorsi ed i dirigenti delle scuole di pertinenza dell'ente provincia. Bentrovati all'informazione di Sicilia TV. 6 milioni e 300 mila euro è il valore dei beni sequestrati ad alcuni soggetti di spicco della famiglia mafiosa di Canicattì. Ad eseguire il provvedimento emesso dal Tribunale di Agrigento, sezione misure di prevenzione, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza. I militari della Guardia di Finanza di Agrigento hanno eseguito nei confronti di Angelo Bella e Vincenzo Leone, esponenti di spicco di Cosa Nostra Agrigentina appartenenti alla famiglia mafiosa di Canicattì, un sequestro di beni immobili, terreni agricoli ed aree edificabili siti nei comuni di Canicattì e Delia, il cui possesso è risultato ingiustificato rispetto ai redditi dichiarati. Le minuziose e particolareggiate ricostruzioni investigative rese possibili dall'incessante e certosino impegno delle Fiamme Gialle hanno fornito all'autorità giudiziaria una mole considerevole di elementi di prova, dai quali ha tratto origine il provvedimento di sequestro, con il quale sono stati posti i sigilli su un elevato numero di apprezzamenti di terreno e su una estesa area edificabile per un valore complessivo di circa 6 milioni e 300 mila euro. Il provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Agrigento segue temporalmente quelli già eseguiti nei mesi di gennaio, marzo e aprile di quest'anno, che hanno prodotto il sequestro di un imponente patrimonio immobiliare del valore complessivo superiore agli 80 milioni di euro, riconducibile agli stessi soggetti e a Luigi Messana, arrestati nel corso di 2 distinte operazioni di polizia Camaleonte e Agorà. L'ex parroco della Basilica di San Calogero di Sciacca, Davide Mordino, arrestato lo scorso luglio dalla polizia, accusato di aver compiuto atti sessuali con numerosi minori di sesso maschile in cambio di denaro, si trova adesso agli arresti domiciliari. A stabilirlo i giudici del Tribunale del Riesame di Palermo, che hanno sostituito la misura cautelare della detenzione carceraria con quella meno pesante. Per il 41enne i giudici avevano anche dato l'aggravante di aver commesso i fatti in danno di minori e con l'abuso di poteri e con violazione dei doveri inerenti alla propria qualità di ministro di culto. E scoppia un'altra questione in seno al lato GESA Agrigento 2. Terminato lo sciopero degli operatori ecologici, a farsi sentire adesso sono le ditte che hanno l'incarico di raccogliere rifiuti nei 19 comuni. Le imprese sostengono infatti che il pagamento diretto della GESA ai lavoratori è stato illegittimo, pertanto diffidano Teresa Restivo, liquidatore della società, nel rispettare la par condicio creditorum. Le ditte hanno fatto sapere che si tuteleranno nelle sedi opportune al fine di chiedere un risarcimento di eventuali danni. Ad Agrigento stamattina è stato restituito l'istituto scolastico elementare De Cosmi, ristrutturato grazie all'intervento dell'imprenditore Moncada. Vediamo. La Fondazione Agire Insieme dell'imprenditore Salvatore Moncada ha restituito alla comunità agrigentina la scuola elementare De Cosmi di Villaggio Mosè. Oggi in Piazza del Vespro si è svolta la cerimonia ufficiale di inaugurazione delle 10 aule chiuse oramai da diversi anni e vittime di numerose azioni vandaliche. Grazie ai lavori di ristrutturazione finanziati dalla Fondazione Agire Insieme, uno dei quartieri più popolosi della città di Agrigento si riappropria della vecchia sede della scuola che, per volontà dello stesso Moncada, ricorda con una targa affissa sul prospetto dell'edificio anche il piccolo Francesco Tirone, alunno della De Cosmi, scomparso nel 2003. Alla festa di inaugurazione, oltre al presidente di Agire Insieme Salvatore Moncada, presenti anche il questore di Agrigento Giuseppe Bisogno e il sindaco di Agrigento Marco Zambuto. Presente anche la madre di Francesco, la signora Roberta Tuttolomondo, moglie di Alfonso Tirone, poliziotto in servizio ad Agrigento. Che cosa significa aver contribuito alla restituzione di un'importante istituzione che mancava da tempo a Villaggio Mosè?
Ma significa soprattutto, come dire, dare un messaggio sociale che senza l'impegno di ognuno di noi è difficile cambiare la sorte del nostro territorio e quindi è giusto ognuno dare quello che può. Ovviamente noi possiamo dare un po' di più degli altri, lo stiamo facendo e poi vi devo dire che alla fine quando uno raggiunge questo obiettivo e vede le facce dei bambini passa tutto, ecco, si è felici di aver fatto questo e stimolati a fare altro. Ecco. È una grande conquista per il Villaggio Mosè, ma per la città tutta, una grande conquista che si riesce ad avere grazie all'intervento del pubblico e del privato. Con la Fondazione Agire Insieme riusciamo quindi a realizzare un momento di crescita dell'intera comunità, la riapertura di una scuola sulla quale noi avevamo fatto interventi nel passato, che si completa con questo intervento da parte della Fondazione Agire Insieme e ritengo che sia veramente un grande segnale soprattutto di speranza che viene dato al territorio. Il privato più che un partner ha sostituito il pubblico realizzando una ristrutturazione di un edificio che era fermo da 10 anni, consentendo quindi di riappropriarsi di qualcosa che apparteneva alla scuola, che apparteneva soprattutto ai bambini e alla comunità di questo territorio. Questo è un momento di grande gioia, di grande passione nei confronti di quella che è la nuova vita, la vita dei bambini, anche se Francesco sono certa che da qualche parte lontana ma anche tanto vicina avrà avuto modo di sentire e di vedere la gioia di questa giornata preziosa che ci è stata regalata grazie a un imprenditore con un cuore grande grande. E dopo la dichiarazione di inagibilità dell'Istituto Epia Fermi di Agrigento, il presidente della provincia d'Orsi ha sentito la necessità di convocare tutti i dirigenti scolastici degli istituti di pertinenza della provincia. Vediamo. Entro la fine dell'anno i circa 1000 studenti dell'Ipia Fermi di Agrigento potrebbero avere una sede idonea allo svolgimento delle lezioni. Questo è quanto emerso oggi da una riunione svoltasi a Palazzo della Provincia Regionale di Agrigento tra amministratori dell'ente, dirigenti scolastici e responsabili dell'ufficio scolastico provinciale. La soluzione prospettata è stata illustrata dal presidente Eugenio Dorsi e consiste nella locazione di uno stabile di circa 14.000 m2 ubicato nella zona industriale della Città dei Templi. I proprietari dell'immobile, che chiedono un canone di locazione annuo di 600.000 euro, si impegnerebbero con la provincia a consegnare 25 aule entro 20 giorni dalla stipula del contratto e le restanti classi entro i 3 mesi, periodo questo richiesto per eseguire i lavori di adeguamento. La proposta avanzata dall'amministrazione d'Orsi viene accolta positivamente dal dirigente scolastico dell'Ipia, Francesco Casalicchio, che però, nonostante l'ottimistica previsione, chiede interventi urgenti per l'inizio delle attività scolastiche. Lezioni che per gli allievi del Fermi potrebbero cominciare a partire dalla prossima settimana. Con un impegno molto oneroso, ma abbiamo previsto anche in questo caso le somme al bilancio, è chiaro che dobbiamo firmare un contratto e lo dobbiamo firmare sempre che i certificati siano conformi alle regole, certificati antimafia e tutto il resto. Nel momento in cui firmiamo il contratto, il proprietario, che lo avrà nello stesso verbale che andremo a fare, ci consegnerà circa 25 aule, 20-25 aule, credo 25, nel giro di 20 giorni, dopodiché entro dicembre, credo alla fine di dicembre, consegnerà tutto lo stabile per poter ospitare tutti gli alunni e tutti gli operatori della scuola. A chiusura dell'incontro istituzionale, i dirigenti scolastici degli istituti di scuola superiore della Città dei Templi hanno fornito ai responsabili dell'ente il numero delle aule disponibili per ospitare allievi, docenti e personale dell'Ipia Fermi. Chiuso l'iter di ricognizione, la provincia consegnerà ufficialmente le classi al preside Casalicchio. Inevitabili saranno i doppi turni di lezione per gli studenti che probabilmente osserveranno un orario pomeridiano ridotto. Lavori fermi sulla strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta. Lo stop arriva in quanto la società Empedocle, che coordina le ditte impegnate nel cantiere per il raddoppio della strada, non ha ricevuto i soldi dallo Stato.
La società Empedocle vanterebbe dall'ANAS circa 140 milioni di euro, denaro che la stessa società dovrà poi girare alle ditte che eseguono i lavori. Si allungano quindi i tempi di consegna del primo maxi lotto Agrigento-Grottarossa. Il coordinamento provinciale del Patto per il Territorio di Agrigento ribadisce il sostegno al leader Roberto Gallo e al presidente Piero Macedonio. In relazione ai mutamenti in seno alla Giunta Comunale di Agrigento, il coordinamento, in una lettera sottoscritta anche dai consiglieri comunali Cinzia Puleri e Luca Spinnato, scrive: la defezione dei 3 consiglieri è stata frutto di una trattativa in solitario degli stessi neoassessori con il sindaco. Nella missiva, in vista della prossima scadenza elettorale, il Patto per il Territorio, che sarà presente con propri candidati nella lista Forza Sicilia, ribadisce l'appoggio al candidato presidente della regione Nello Musumeci. In seguito alla bocciatura al Consiglio provinciale di Agrigento del piano triennale delle opere pubbliche, interviene la Giunta provinciale d'Orsi che, in una nota, condanna il comportamento assunto ad Aula Pellegrino dal gruppo consiliare del PDL. Occorre evidenziare, si legge, che il piano triennale è stato emendato dagli stessi consiglieri provinciali, che poi incomprensibilmente, continua la nota, hanno preferito bocciare l'importante strumento non pensando al bene collettivo. Per gli stessi amministratori della provincia regionale di Agrigento la bocciatura dell'importante strumento programmatico costituisce un danno per la collettività. Piuttosto che pensare alla crescita del territorio, si legge ancora nella nota, i consiglieri del PDL denotano un modo di fare politica del tutto maldestro che pensa più alle vittorie di Pirro che al perseguimento degli interessi di questa provincia. Ed un tamponamento a catena ha coinvolto stamattina 3 autovetture a Favara, ma fortunatamente nulla di grave. Il fatto è successo intorno alle 11 in corso Vittorio Veneto in direzione Cichillo. Secondo i primi accertamenti effettuati dagli agenti di polizia municipale, una Fiat 500 guidata da una signora avrebbe tamponato l'auto di servizio dell'Enel che la precedeva, che a sua volta ha strisciato l'altra vettura, sempre Fiat 500, che le stava davanti. Sul posto si sono portate anche 3 ambulanze del 118. Il traffico veicolare ha subito dei rallentamenti, ma come dicevamo il sinistro non ha provocato gravi conseguenze agli occupanti delle 3 vetture, solo qualche lieve danno alle auto e tanto spavento. E proprio domani in corso Vittorio Veneto a Favara sono in programma dei lavori di sistemazione di parte di carreggiata. Da tempo si registra un avvallamento del manto stradale all'altezza del civico 283. Tra le probabili cause al vaglio dei tecnici di Girgenti Acque la rottura di un collettore fognario. Dal comune emettono un'ordinanza al traffico. Vediamo. Cedimento stradale in corso Vittorio Veneto a Favara, nell'importante arteria urbana da diverso tempo all'altezza del civico 283 direzione Viale Aldo Moro. La carreggiata è ristretta a causa di un avvallamento del manto stradale, pericolo prontamente segnalato con una transenna. Tra le probabili cause al vaglio dei tecnici di Girgenti Acque la rottura di un collettore fognario. Negli ultimi giorni il cedimento si è ulteriormente ingrandito e la società che gestisce il servizio idrico integrato ha chiesto al Comune di Favara di emettere un'ordinanza di chiusura al traffico veicolare per consentire alla ditta Gaspare Matina di Favara di eseguire i lavori. Dal Comune è pronta l'ordinanza in vigore da domani giovedì che per il periodo dei lavori impone il doppio senso di circolazione e il divieto di sosta nel lato opposto a dove si dovranno eseguire i lavori. In corso Vittorio Veneto, in prossimità del Veneto, c'è un dissesto della sede stradale che ha causato molti problemi ai nostri concittadini. Interverremo con i mezzi di Girgenti Acque per risolvere, speriamo, il problema definitivamente, anche perché negli ultimi giorni si era aggravata la problematica e rischiavamo di chiudere al traffico un'importantissima arteria. Più volte noi eravamo intervenuti con il bitume, ma il problema andava al di là di una bitumazione e di ricoprire una, tra virgolette, scaffa. Noi speriamo che con l'intervento di domani si possa porre fine e sistemare un'arteria importantissima per la circolazione del nostro Paese.
Incoraggiare gli spostamenti quotidiani in modo alternativo, a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici, per aiutare a ridurre le emissioni di gas, l'inquinamento acustico, la congestione. Questi sono gli obiettivi della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile in città senza la mia auto, che da lunedì scorso e fino al prossimo 22 settembre coinvolge 52 città italiane. Nei maggiori centri diverse sono le iniziative promosse per incentivare ad esempio l'utilizzo dei mezzi pubblici con biglietti gratis di tram ed autobus a Torino o la chiusura al traffico veicolare per 8 ore del centro cittadino a Milano e Bologna. Alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile aderisce anche il comune di Favara. Ci impegneremo, dichiara in una nota il sindaco Manganella, a promuovere una campagna informativa rivolta a tutta la cittadinanza ed in particolar modo ai giovani studenti che, continua Manganella, focalizzi l'attenzione sui mezzi di trasporto alternativi alle autovetture ed utilizzabili in città come la bicicletta, ancora purtroppo da noi poco utilizzate, conclude il sindaco, per spostarci lungo le vie cittadine. Ad aderire alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile in città senza la mia auto anche il Comitato Beni Comuni di Favara, che ha realizzato un opuscolo. Anche noi, scrive il coordinatore Centineo, abbiamo voluto fare la nostra parte, un opuscolo che non solo darà consigli per la sicurezza di chi va in bicicletta, ma vuole sviluppare quelle basi necessarie a pianificare tutte quelle condizioni affinché si sviluppi un efficace sistema di mobilità sostenibile in ambito urbano. La brochure è già stata messa in rete in modo da dare l'opportunità a tutti, dice Centineo, di fotocopiarla, stamparla e distribuirla liberamente. Infine il comitato rinnova al sindaco Manganella la piena disponibilità a collaborare ai progetti utili per una Favara migliore. E cambiamo adesso argomento, parliamo di sanità. Presentati a Palermo 2 volumi informativi, il quaderno della gravidanza ed il libretto pediatrico. Vediamo. Migliorare il servizio di assistenza sanitaria delle famiglie siciliane anche tramite la pubblicazione di 2 volumi informativi, il quaderno della gravidanza e il libretto pediatrico. Scopo del progetto è quello di consentire alle madri di compiere scelte informate e consapevoli insieme agli operatori sanitari e di costruire un percorso assistenziale personalizzato. Sul libretto pediatrico sarà progressivamente scritta la storia sanitaria del bambino, le tappe di crescita, le vaccinazioni e tutto ciò che riguarda la sua salute globale. Il quaderno di gravidanza invece è una fonte di conoscenze in grado di offrire le informazioni utili sul setting assistenziale e al tempo stesso uno strumento di collegamento tra i servizi territoriali ed ospedalieri. Costituisce quindi una guida importante nell'utilizzazione dei servizi sanitari, scandisce tempi, i modi e i luoghi dell'assistenza medica, diagnostica e ginecologica che orienta la donna nel percorso della gravidanza e della nascita. I 2 volumi sono stati presentati a Palermo alla presenza tra gli altri dell'assessore regionale alla sanità Massimo Russo, del dottor Adolfo Porto, segretario regionale della FIMP, e della dottoressa Francesca Cappello, curatrice del quaderno della gravidanza. Il quaderno di gravidanza ha una doppia valenza perché serve agli operatori per avviare e far funzionare al meglio questo nuovo percorso nascita concepito dalla Regione, che quindi speriamo possa essere avviato in tempi brevi, ma dall'altro è uno strumento fondamentale per le donne perché è uno strumento di informazione, quindi per aumentare le proprie conoscenze, le proprie informazioni sul percorso nascita di ciascuna donna e quindi metterla nelle condizioni di fare delle scelte assolutamente informate, consapevoli e partecipate con gli operatori su quella che è la gestione della propria gravidanza. Il libretto sanitario pediatrico proprio ha queste caratteristiche, dipende da chi lo guarda, chi lo ha in mano. Se ce lo ha in mano il genitore, una guida attenta nei confronti del genitore affinché proprio lo si aiuti in questo momento difficile che è quello di diventare genitore, con dei consigli essenziali, pratici, immediati alle miriade di domande che ogni giorno li assillano e che quindi da lì si parte per un percorso. Se ce l'ha in mano un sanitario, un altro medico diverso dal pediatra di famiglia, può avere la contezza immediata della crescita, del percorso che ha fatto il bambino.
Visita istituzionale ieri al Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento del Comandante Generale dell'Arma Leonardo Gallitelli. Il generale, che sta effettuando un giro tra i reparti della Legione Carabinieri Sicilia, è stato accolto nella caserma Biagio Pistone dal comandante provinciale colonnello Riccardo Sciuto. Nel cortile del comando il picchetto d'onore, schierati anche militari del reparto operativo e delle compagnie di Agrigento, Cammarata, Canicattì e Licata. Presenti anche i delegati della rappresentanza militare e il personale in congedo delle sezioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri della provincia. Nel corso della sua visita agrigentina, il generale Gallitelli ha analizzato le problematiche locali, l'attività operativa eseguita dai militari nell'ultimo anno e l'elevato impegno profuso a Lampedusa e Linosa per la regolamentazione dei flussi migratori provenienti dai paesi africani. Subito dopo aver passato in rassegna gli uomini del Comando Provinciale di Agrigento, il primo ufficiale dell'Arma si è diretto a Sciacca e a Menfi, dove presso il locale presidio dell'Arma ha incontrato la vedova Guazzelli, il maresciallo ucciso ad Agrigento il 4 aprile del 1992. E continuano le sponsorizzazioni di iniziative legate alla convenzione tra la provincia regionale di Agrigento e l'Unicredit. Il presidente Eugenio Dorsi ha infatti comunicato al direttore della filiale agrigentina dell'Istituto di Credito gli eventi sui quali far valere parte dell'importo erogato per le iniziative di sponsorizzazioni per complessivi 7.500 euro. Si tratta dell'acquisto di uno spettacolo folcloristico dalla Associazione Folk Rosa Balistreri per la promozione dei prodotti tipici locali a San Biagio Platani per un costo di 700 euro. L'acquisto di uno spettacolo musicale Amici per sempre in concerto dalla Associazione Culturale Porta Vagno per la festa della Madonna Maria Santissima delle Grazie di Montevago per un importo di 1.100 euro. Costerà invece 700 euro l'acquisto di uno spettacolo folcloristico per la festa di San Giovanni Battista, patrono di Campobello di Licata, dal gruppo Sicilia Antica di Agrigento e 5.000 euro per il workshop Women at Work nell'ambito del Pizza Fest di Seccagrande. Cerimonia di consegna sabato prossimo alle ore 18 presso la Casa Natale Luigi Pirandello di Agrigento nell'ambito del Premio Nazionale Pirandello Artis Premium. La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, si inserisce nell'ambito del Pirandello Stable Festival di Mario Gazziano. Per l'anno in corso la giuria presieduta da Stefano Miliotto premia per la sezione teatro Salvo Ciaramidaro, Nadia D'Angelo, Giovanni Moscato, Ilaria Bordenga e Berta Ceglie. Per la promozione stampa invece i riconoscimenti sono stati assegnati a Rosanna Bocchieri, Elio Di Bella, la redazione del giornale web Sicilia 24H e Giornale di Sicilia. Per la danza invece a Giussi Liberto. E adesso linea alla regia per il meteo. Cari saluti a tutti e bentrovati all'appuntamento con il meteo per giovedì 20 settembre. La perturbazione di origine nord-atlantica tenderà a scivolare lungo le regioni adriatiche con un po' di instabilità proprio tra Abruzzo, Molise, Nord Puglia e residui rovesci. Altrove tende a migliorare con un po' di nubi sparse ma senza fenomeni. Guardate dalla grafica la variabilità al nord e l'instabilità sul medio-basso versante adriatico, dove attendiamo addensamenti soprattutto tra le basse Marche, l'Abruzzo ed il Molise fino alla Puglia garganica. Su questi settori saranno probabili rovesci o brevi temporali tra la mattina e il primo pomeriggio. Al seguito attendiamo ampi spazi soleggiati, con gli ultimi fenomeni dal Molise verso sud. Ad ovest ancora ampi spazi soleggiati, con pressione relativamente più alta e solo un po' di nuvolosità di tipo stratificato. Come dicevamo, un po' di variabilità anche al nord, infatti attendiamo della nuvolosità a carattere sparso, ma che non darà luogo a precipitazioni, salvo eventuali rovesci di neve solo sulle cime alpine di confine orientali. Ecco i venti che rinforzeranno ancora dai quadranti settentrionali proprio lungo il versante adriatico, dove i mari risulteranno da mossi a localmente molto mosso proprio il basso Adriatico. Anche tra Sicilia e Sardegna rinforza temporaneamente il maestrale con mari molto mossi.
Guardate il profilo termico, temperature in calo ancora sulle regioni adriatiche con soli 18-22 gradi, mentre su quelle tirreniche resteranno fin sopra i 25 gradi, attesi 28 gradi a Roma, 29 a Napoli, ma vicino ai 30 gradi anche sulla Sicilia e la Sardegna. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione, un saluto da Andrea Falcinelli. Con questo è tutto, grazie per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima edizione del telegiornale, arrivederci.